Oggi si pedala e quello che andiamo a fare è il Tour dei Forti numero 704. È un itinerario circolare, si percorreranno strade della Prima Guerra Mondiale e ci troviamo in Val di Sole e il nostro punto di partenza è al paese di Ossana. Abbiamo pedalato all'incirca 10 km e siamo arrivati in un posto davvero meraviglioso. Abbiamo deciso di fermarci qui sulle rive del torrente Vermigliana e di mangiare un panino. Ok, adesso ripartiamo, proseguiamo il nostro itinerario e ci dirigiamo verso il Passo del Tonale. Ops! Il ponte non c'è. Come faremo? Ce l'hanno fatta! Pochi chilometri dal Passo Tonale, piccolo incidente di percorso. Marco ha bucato una ruota e adesso vediamo come riescono a risolvere il problema. Speriamo in bene, dobbiamo fare anche il ritorno alla macchina. Siamo alla prova del 9. Stanno pompando la ruota e adesso vediamo se tiene. E poi seguirà il montaggio. Siamo arrivati a Passo Tonale, ci troviamo davanti al Sacrario Militare e in una zona di confine tra la Lombardia e il Trentino Alto Adige. Ora noi da Passo Tonale facciamo ritorno ad Ossana e questa volta percorriamo la parte sinistra della valle.
Siamo arrivati a Forte Mero, è un forte costruito tra il 1911 e il 1913. Nel 1916 fu ripetutamente bombardato dalle truppe italiane e gravemente danneggiato. Mancano ancora circa 10 km per arrivare alla macchina, ci siamo fermati a questa malga, facciamo una piccola sosta, ammiriamo il panorama, abbiamo davanti delle montagne davvero stupende e basta, un momentino e poi si riparte. Il tour del Giro dei Forti che abbiamo fatto è terminato alle 21:19. A quell'ora siamo arrivati alla macchina. A causa di la nostra partenza ritardata questa mattina, la foratura della gomma di Marco durante il giro, le tante foto e i video che facciamo ed anche l'incontro con parecchi alberi caduti sulle strade che abbiamo percorso. Però l'itinerario è davvero molto suggestivo. Ci sono degli escorsi naturalistici fantastici e il consiglio che vi diamo è che se volete fare questo giro è meglio aspettare. Come sempre noi vi salutiamo, oggi siamo anche un po' stanchi e vi diamo appuntamento alla prossima!